mi calerei un attimino sulla tua cucina. Sì. Quindi in qualche modo vorrei che raccontassi, ovviamente in sunto, quali sono i tuoi capisaldi. La tua cucina penso che abbia una filosofia dietro, abbia, come dire, dei punti di partenza e di arrivo. Certo, beh, come tutte le cose tu devi essere te stesso in tutto e per tutto, se no manca quel tocco personale. Quel tocco personale. Tu puoi copiare, puoi vedere, ma se manca la tua interpretazione di quello che hai visto, tutta la filosofia viene a mancare. Quello che faccio io è interpretare magari cucine tradizionali, tipo adesso ho alcuni piatti della tradizione, tipo il petto di faraona con la salsa peverada. Salsa peverada è trevigiana, ovviamente l'ho interpretata in maniera mia. Il dolce che facciamo qua è la pazientina, che è un dolce padovano, si presenta solitamente in torta. Noi l'abbiamo presentato come dolce al piatto, una mousse con un gelato, riprendendo sempre tutti gli stessi ingredienti. Quindi rivisitare non vuol dire stravolgere, vuol dire rendere tua quella ricetta, ok? Metterci quel tocco in più che secondo te migliora o esalta questa tipicità. Ma infatti credo che un po' un aspetto che spesso viene trascurato è il fatto di pensare che uno chef si mette lì, c'è la ricetta e fa. In realtà c'è molta ricerca dietro sulla magari ricetta di partenza. Esatto. E poi, come dicevi tu, smontare, rivedere gli ingredienti e capire tu cosa potresti metterci in quella ricetta, in quel piatto. È vero, perché tu pensa che nella vita di un piatto, nell'arco di tempo di un menù, cioè noi cambiamo i piatti ogni 3 mesi, seguendo la stagione, poi certo, in base anche alle provviste che si trovano. Esatto. Quindi anche i piatti vanno un po' dietro a tutto questo. Cambia, mutazione in continuo, anche perché magari o si fanno corsi o vedi, oppure così non ti piace, allora continui a cambiare finché non trovi la tua vera interpretazione, l'equilibrio del piatto, che secondo me è diverso poi da ognuno di voi, perché ovvio. Io ad esempio curo molto il lato estetico e quindi ci tengo a questa cosa qua, e finché a me esteticamente non piace, perché sul gusto non ti dico che posso essere sicuro, però qui mi vieni veramente incontro, perché io il lato estetico è io dico, se una cosa è bella è anche buona, cioè non ci può essere tanto impegno nel fare una cosa bella e poi non farla buona. Quindi veramente mi viene incontro, perché il lato estetico già mi dà una mezza verità sul piatto, poi assaggiandolo mi completo nel giudizio, però il lato estetico è bello. Però quante volte trovi una cosa bella e dici, la metti in bocca e ti cade un palco? Capita? Poche? Vabbè, sono punti di vista, dai. Sono esperienze magari. Nel senso che io credo che l'impegno sia la cosa preponderante in piatto, ma in tante attività, e quindi l'impegno nel creare un giusto equilibrio, colori, disegno del piatto, eccetera, ci debba essere poi per forza anche nel lato, come dire, realizzativo del gusto, altrimenti uno direbbe sì, ho fatto una bella cosa, poi vado a assaggiarla e certo, poi è sempre, sai, voi stessi, no? Chiaro, poi è sempre tutto sempre soggettivo, no? Certo. Tipo come l'arte, un quadro a me piace, un quadro a me non piace.